Una delle parole chiave di questo convegno è biodiversità ed è una parola chiave che nasce proprio dall'indicazione geografica protetta dell'alimentare, ma che si applica benissimo in Italia e in particolare in Sardegna alla diversità di prodotti di fattura artigianale e delle piccole e medie imprese che caratterizzano i territori della Sardegna. Ognuno di questi prodotti ha una sua identità specifica, ben riconoscibile. Pensiamo alle 1000 lavorazioni del tessile o dell'oreficeria o l'intaglio del legno, dove ogni comunità ha i suoi canoni. Pensiamo agli abiti tradizionali e alla varietà di cui ci rendiamo conto anche solo quando per una festività particolare li vediamo radunati tutti insieme. Questa è una ricchezza che non possiamo permetterci di perdere, oggi e per il futuro. L'artigianato è fatto di mestieri innovativi del futuro e del presente, e mestieri tradizionali, quelli che rischiamo di perdere. È proprio per questo motivo che è importante l'indicazione geografica protetta, perché ci sono alcuni mestieri più a rischio di altri, perché la richiesta è più rara, perché la commerciabilità è più difficile, ma hanno altrettanto valore e dobbiamo fare in modo di tutelarli prima che sia troppo tardi.